Non esiste alcun problema di radioattività nel sito della discarica di Siculiana, ma solo e soltanto alcuni chilogrammi di rifiuti non ammessi ad entrare in discarica. A dirlo è la ditta Catanzaro Costruzioni, titolare della discarica di Siculiana, dopo la notizia sul rinvenimento di rifiuti radioattivi in loco. I rifiuti interessati dalla presenza di livelli di radioattività, modesti ma comunque rilevanti, scrivono dalla ditta, sono stati individuati dai dispositivi di controllo e prevenzione monitorati dai tecnici della società e non dai vigili del fuoco. Quest'ultimi, precisano dalla ditta Catanzaro, così come gli altri organi preposti, sono intervenuti successivamente ed a seguito di segnalazione del gestore della discarica. I controlli all'ingresso dei camion, continuano, rientrano nel più ampio sistema di rilevazione e di controllo sull'ammissibilità dei rifiuti solidi urbani presso la discarica. Infine la ditta Catanzaro fa sapere che la spazzatura interessata dalla presenza di livelli di radioattività e quindi non ammessa ad entrare in discarica è di origine sanitaria, come esempio pannoline e assorbenti provenienti dal centro urbano di Agrigento e precisamente dai mezzi che hanno effettuato la raccolta presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e presso la zona della via Gioeni.